poi lo mette giù. Un po' di frustrazione Quaniglio, il quale non è minimamente d'accordo la scelta arbitrale e addirittura è espulso, doppia ammonizione. Attenzione perché scivola, poi sembra essersi fatto male Biancato che interrompe appunto il passaggio di Donadoni. Attenzione alla ripartenza del Città di Mestre, super parata di Maggi e poi super attenzione all'imbucata poi Leandrigno per l'1-1 dei mestrini. Bebettino l'imbucata per Genis e poi Donadoni! Felipe Donadoni mostra la maglia, va ad impazzire la ripartenza Donadoni e poi Marc Galin. Tanto il gol di Bellomo, buona combinazione qui da parte del Mestre. Galindo per Verdi, quindi Donadoni prova a passare su Mazzone, non ci riesce, occhio perché adesso il Mestre sembra averne un po' di più. Scapa e poi Mazzona porta guarnita a rammarico di Maggi che l'aveva salvata in un primo momento su Capa. Dunque 3-3 di Mazzoni. Forse un gol fantasma, sicuramente Mazzona ha colpito la